Anche noi del Quotidiano del Piave abbiamo voluto provare la pista di pattinaggio di San Vendemiano qui al villaggio Magie d'Inverno, ancora tante emozioni fino al 29 marzo. Con il consigliere regionale Sonia Brescacin, queste Magie d'Inverno non finiscono più oggi l'evento clou. Ma certamente siamo molto contenti di come si sta sviluppando questa bellissima evento, questa bellissima manifestazione che ci ha portato dal precedente anno all'ingresso al nuovo anno. È una festa di famiglia, una festa dei bambini, dello sport, della musica, no? Della cultura, della voglia di stare assieme, e quindi per questo sicuramente ha un arco temporale più grande. La comunità vive tutto l'anno e se abbiamo la possibilità di far star bene le persone lo facciamo volentieri nell'arco delle varie settimane. Con i campioni di pattinaggio sul ghiaccio Anna Cappellini e Luca Lanotte, le emozioni di essere qui oggi a San Vendemiano. È fantastico, siamo veramente sorpresi di vedere questa struttura così piena di gente, siamo felicissimi, è la prima volta qui, quindi siamo sempre contenti di riuscire a raggiungere i vari poli in Italia dove il pattinaggio, capito, viene sentito, viene amato, quindi è stato davvero bello. Abbiamo strappato una promessa al sindaco Dussin, tornerete anche l'anno prossimo in una struttura più grande. Assolutamente, noi ne siamo fieri, il sindaco è stato gentilissimo ed è stato, ha veramente speso delle belle parole, noi siamo grati per queste possibilità, anche per il nostro sport appunto di crescere, sia lui che Anna Solodilova che hanno creato questa giornata che fa bene al pattinaggio e che chiaramente ha un pubblico che lo segue ed è stato molto caldo oggi. E questo deve essere un auguro che ci fate per la nostra nuova cultura che voi inaugurerete. Con il sindaco di San Vendemiano, Guido Dussin, una grande organizzazione, quest'anno per Magie d'Inverno una struttura che è un'eccellenza a livello provinciale. La giornata d'oggi ha dimostrato cosa si può fare in una struttura come la nostra, 800 metri quadri di pista. L'ambizione nostra è sicuramente poter ospitare queste eccellenze. Sono 300 i bambini che vanno sui pattini a San Vendemiano, 10.000 abitanti. La richiesta va esaudita con delle proposte e soluzioni, noi siamo a disposizione per questo e stiamo studiando una struttura che spero dia questa grande opportunità a tutti. La provincia di Treviso è sempre stata pattinatrice fin dagli anni 60, le grandi aziende del settore sono quasi tutte quante nostre, dobbiamo saper fare sinergia per poter realizzare questo collegamento, proprio questo trade union fra pianura e montagna. Con l'assessore del comune di San Vendemiano, Mirko Zago, una magia d'inverno quest'anno da record, tante presenze, i bambini sono felici, una soddisfazione per la sua amministrazione. Sì, buonasera a tutti, in effetti è proprio così, è stata una magia d'inverno straordinaria, posso dire, con il cuore, appunto con la presenza di tante famiglie, di tanti bambini, e ho visto proprio i sorrisi, quelli veri, di cuore tra tutti quanti i presenti, ed era un po' quello che speravamo potesse accadere. Adesso abbiamo il coro gospel, un coro che già era stato proposto lo scorso anno e che quest'anno si è riconfermato qui da noi, e per cui è un altro super evento di questa super giornata. A qualcuno dissi un cerchietto rosso nel calendario, proprio perché era questa voglia di vivere questa giornata tutti quanti insieme. Con Alessandro Pozzetto del coro di Ponte della Priola, River Gospel Mass Choir, oggi qui a San Vendemiano, grandi emozioni, ottime voci. Ciao a tutti, sì, spero di riuscire insieme al coro e ai musicisti spero di emozionare le persone come l'altro anno, è stata una grandissima festa, speriamo di ripeterci. Vuoi iniziare subito improvvisando qualcosa con voi ospiti, qualcosa che è nato quasi spontaneo